C'è tanta euforia in casa Acragas per il secondo posto raggiunto domenica con la vittoria sulla Cefaledium per 3-1 e ha anche portato fortuna alla squadra la nomina del dottore Francesco Miccichè a medico sociale che ha sostituito il dottore Bottone. Ma non sono tutte rose e fiori per il presidente Castronovo che ha affermato al termine della partita in sala stampa come la squadra si deve concentrare al massimo per il prossimo impegno con l'Alcamo, che anche se ultima in classifica è riuscita a bloccare il Geraci ottenendo un pareggio. Geraci Alcamo è finita 0-0, questo per dire che noi non andiamo a fare una gita d'Alcamo. L'Alcamo si deve salvare, ha dei buoni ragazzini, ma buoni, saranno ringalluzziti da questo pareggio, domenica aspetteranno l'Agras e fare la partita della vita e possibilmente vincere. Ed è normale che sia. Hanno un ottimo allenatore, una persona che ha fatto calcio, quale è Ciccio Galeotto, quindi se noi non andiamo convinti di fare la partita che abbiamo fatto oggi e giochiamo come abbiamo giocato a Marineo, ci aspettano delle brutte sorprese. Se giochiamo come abbiamo giocato oggi potremmo prenderci delle soddisfazioni, ma io penso che adesso col recupero di qualche giocatore che domenica rientrerà, penso Pirrone, anche l'Ala, ma anche dal punto di vista numerico per dare al mister delle soluzioni che oggi non aveva, ritengo che l'Agras può ingranare la quinta. Ma la squadra ha bisogno anche di rinforzi, come ha dichiarato l'allenatore Mutolo, che sta facendo il massimo. Ma non sono quelle, bisogna trovare nuovi elementi se si vuole andare avanti nel percorso già delineato e ambire a posizioni verso i playoff. Devo dire che noi abbiamo, quando, se vi ricordate, contro la San Caldese avevo detto che noi ci stavamo muovendo. Effettivamente avevamo individuato un giocatore che era fuori categoria, però per problemi un po' di categoria, ma un po' perché ha detto se devo giocare in eccellenza preferisco farlo, parliamo un campano, quindi ha detto io ad Agrigento verrei, però se devo fare la categoria preferisco stare accanto alla famiglia. Quindi la società, devo dire che qualcosa subito si era mossa negli svincolati, prendere ragazzi tanto però io mi auguro che al più presto possibile riesco a recuperare quegli elementi importanti. Io, battuta a parte così la chiudiamo, ieri sentivo dire stamattina la Juve senza Pjanic è un'altra squadra. A quei livelli, pensate quando a una squadra di eccellenza mancano delle pedine. Ora dico, per carità, i ragazzi hanno dato, però non ti puoi permettere sempre tre piedi, Pirrone, la Pietrotto, i due under, perché giovani. C'era il ragazzo il brasiliano Emerson che era arrivato e quindi ho dovuto adattare Ruggeri. Sono tutte cose che dovrei spiegarlo tutta la settimana, però poi può passare il messaggio che mi voglio giustificare o voglio creare l'alibi. Io credo che ad oggi sta squadra essere seconda in classifica senza delle pedine importanti, ripeto, noi siamo arrabbiati perché abbiamo perso a Marino, dovevamo andare a vincere, quello sì, però nelle condizioni in cui siamo io credo che sfido chiunque in una piazza così esigente a trovarsi secondo in classifica. Sfido chiunque. Sì, ma noi dobbiamo ritornare sul mercato perché comunque dobbiamo aumentare l'organico e alzare ancora il livello di qualità. Quindi la società è vigile su questo, ne abbiamo parlato col direttore, abbiamo parlato col mister, stiamo individuando quello che fa per noi, almeno penso un puntello per reparto ci sta, perché il campionato è lungo e non si deve più verificare quello che si è verificato fino ad ora, che il mister non sa chi fare giocare perché insomma o mettere i giocatori fuori ruolo. Quindi noi ci siamo a 6 punti ma siamo presenti.